Però lavoravo in ferrovia, mi aveva conosciuto là. Aveva 10 anni, ma Lui aveva 27 anni, mi era 17. abbiamo fatto amore 10 anni. Insomma, gli era bella vita, però 10 anni abbiamo fatto amore. Sì, beh, mi ho sposato a 36 anni. Ti pensa che mi lavoravano, facevo il macchinista, però cazzo gli avevo incasinato il partito e il sindacato. Allora quando ero in servizio ero al sindacato sotto il cavalcavia e ora qua facevo i pomeriggi da mezzogiorno alle 8 della sera, qua finiva, se faceva la sua doccia e veniva a tornare al sindacato sotto il cavalcavia e ora mi telefonavo: cosa date stasera al cinema Esperia, Garibaldi? Insomma, sceglievo il meglio. Come portava magari i pescetti, Sceglievo il meglio film e ora andavo fuori, andavo in pescaria, mangiavamo 4 pezzettini, un piatto di pezzettini fritto, una ombretta per le ombre. Perché era a Vespetta avevo, non era mia macchina che avevo. A Vespa, sì. Quando non era da baiare, se no perché una volta te baiai mia tutti i giorni. Però te l'hai Una baiato volta te domenica? baiai alle feste e basta. Io domenica? Ma era anche il partito che organizzava o no? No, faceva i milioni ferrovieri, che mi aveva fatto una reginetta della ruota là, e mi ha fatto una reginetta una volta, sì, che c'è anche un premio. Perché era contesa, in deposito era contesa. E ora Ma amico lavora in mezzo 500 uomini, però tutti mi avevano su bene, tutti mi avevano rispettato. E io non gli ho mai detto che mi ero amorosa, faceva finta di nessuno, ma non mi Dico io chi sareste? Dico io che sai. 10 anni. 10 anni. Avevi un bel ricordo insomma questo periodo. Sì, no, un bel ricordo, sì. Sì. Hai dato conto che siamo sposati civilmente. All'epoca non era una Con roba. tanto di visite domenica. Marchesi mi ha sposato. Marchesi mi ha sposato. pensa. Sì. Marchesi, ora sì. Ugo Marchesi. E poi se non hai fatto il fresco sotto Cavalcavia dai ferrovieri. Era di casa mia mangiato. Invitato tutti i ferroviari di A Milano. casa vostra, ad esempio? Ma mia, dei contadini, che mia mamma aveva i polastri, i faraoni e il vin poi buono. Il Masabino. Dove abitavi a casa Ah, sua? lo so, a Adria Villa Franchetti. Ah sì, prima. San Trovato? San Trovato, Adria Villa Franchetti, Otto do Son, a Otto do Son. Leoni di Soccoeri. E chiamava i soccorri per Sono nome no. Io eravamo tutti a casa vostra, insomma, per... C'era sul graner, preparato, tutto, e avevamo la musica. Più di 100 persone, 120, 140, abbiamo fatto Madonna. quei cuochi e tutto, ma aveva stare organizzato. Con tutta roba di E casa. dopo gli usenti che stavano, perché un attimo ho fatto per 140, gli usenti ferrovieri, mangiati, imbriaghi, la roba impressionante, cosa che abbiamo fatto mezzogiorno anche sera. Che tutti quanti mi Ma dicevano. quanti che lavorava a fare sto... So che era 4 cuochi e sera. Ah, che diceva, E ma mattina proprio- era a Sì, trippa in brodo, La prima roba Avete mai era cuochi Sì, del sì, deserto? faceva che roba era. faceva i cuochi prima. Chi faceva, io E portavo noi anche, ha portato tutti e tre io settori. portavo anche i piatti e tutto. Ma casa mia era una cucina grande. Dopo il pisare il fogare, aveva una cucina economica. Si era organizzato. Quindi era il fogare fuori. E che ha fatto, no, era Spazio organizzato. immenso. Era una bella giornata, che giorno... 5 maggio era un spettacolo. E dai, ha fatto scravasso di acqua in città. No, siamo venuti a casa a cambiarsi, che Tito era qua, siamo andati a casa e era un sol che mai, perché tanto anche a casa te mangi meglio, che speragni schei, anche tutto quanto. E anche per la gente che si veniva da fuori, la sera passata, mezza giornata. Sì, Caratteristica. e io sono parente che era prete, la suora è un prete, che non hai mai visto una roba così. E ora Questo era nel 1963. Sì, sì. in pieno concilio Perché dopo Vaticano. Settimana prima avevo votato e Marchesi tornava a fare deputato per la seconda volta. E io cosa avevo? Ma era il prete suo fratello, suo zio, cosa che ha detto che era zio? No, suora, tu così suora che non prete dici Suora, due preti, la Ma suora. cosa eri? Cugini? Cosa eri? Cugini, sì. E che non si sposava in chiesa? E ora senti il commento che faceva fra di loro, mi ho sentito, no? Ha sentito che ho visto che bello qua. E ciò di tempi moderni fa il prete. E ciò guarda, XXIII, Papa XXIII, quanto bravo così. Una famiglia differente e il prete proprio, e tu no, aperti no.
Te puoi figurare. Però che mi sono a fare carte addosso e mi preti non mi ha domandato niente. Niente. E che mi sposo, e mi sposo ma sono qua che dopo sposata il mio qua, non è che mi benedito in casa, dopo anche. E ero come suocera, e mi il prete, cioè mi riasa il puteo, nato, Ivano, era nato. Non ti si deve sposare. Si è sposato, ti dice tuo marito, che viene ora, che te viene a, del sposo, te battizzo il cielo. Mi ho risposto che benedizione. Passa 4 muri una volta che viene mamma. Per me sei in comune che contano. E mi hanno vero. E quello che capivo che eri irriducibili. No, io ero sposata. Mi aveva scomunicato a caso. Ah sì? Mi aveva scomunicato. Sì, nel Però 49. che stai in ospedale dopo, a 40 anni, stavo per i calpi e andavo a trovarlo in Gesù in ospedale. Io sono stato un mese in ospedale e io andavo in settimana, io 4 volte non io trovavo. Come si chiamava questo parroco? Dopo anche. Dopo anche. Si chiama Don Gino. Don Gino. Don Gino. Santin. Però io avevo un fiore, il fiore dei campanelli che tu era. Di 10 anni è morto. Come ha fatto? Che vuoi, Come si dice? Si somigliava per ci, Ah sì? Perché mi hai detto che mi vuoi, che battizzo il cielo, no? Perché non ho battizzato, se che battizzato che stia compiuto 18 anni, e se che sposai una che vogliono in chiesa, e che battezzai, crese mai, tutto quanto. E ho fatto tutto. Qui diventai grande. E io ho detto, era che ho detto, ma perché poi mia disgrazia che ti muore il cielo? Ho detto, ma il fiore del campanello che sei qui, lì che sei morto, ho detto, più disgrazia di qui, che sei del campanello, ma io spontanea, a me no. La provviene l'anno dopo e mi non avevo aperto. Passo da mia suocera e mi non avevo aperto. Dopo il mio prete nuovo, che era un compagno, Don Carlo, un bravo prete. Allora, ieri Moia ha dato benedizione, un prete operaio, fiore di operai di mestre. Don Carlo cosa Don aveva? Carlo, e adesso non mi ricordo, è morto un bel. Io non ho fatto storie, ognuno fa sempre, basta rispettarsi. Non che altro io comandare a casa mia, che mi sono sposata, perché tutte volte fare skate, cazzo, in no, perché anche per i soldi, anche per quello. Però vuoi farmi, ti faccio il mio matrimonio, ti lo faccio alle 7 della mattina, non ho nessuna voglia di andare dentro a casa di chi che mi ha buttato fuori dalla porta e entrare dalla finestra. Sì, perché mia suocera ieri in messa che mattina che uno viene in Russia e prega che non torna più. E mia suocera è a casa. Nel 57, sono da anni, pensa che roba. Mia madre non è più andata a messa qua, andava a San Francesco. Ma come sei stato? Era il parroco in chiesa che ha detto? Sì, non paga. A Mosca. Cioè nel 57 non dava a nessuno, non gli dava neanche passaporti, non gli dava i miei passaporti per andare in Russia, nel 57. E ancora, se tu vuoi andare in Russia, ti tocca andare a Vienna, c'è per l'aereo. E c'è un aereo suo degli austriaci. A casa mi sono andato, io sapevo tutto, mi ero schedato per tutto. In canonica, in questura, i carabinieri, ero schedato per tutto a casa. No? Comunista, ma di quei mossi, insomma, quelli che rompeva i coglioni, insomma, perché mi andavo davanti a fabbrica. Militante e sindacalista. Ma uno che bisognava eliminarlo, insomma, dava fastidio e ero lì a casa. Andavamo davanti alle fabbriche e a casa, a dare una mano agli operai del posto e mi portava in giro nelle campagne perché al tempo era la seconda legge che faceva, che riscattava alla mezzodia e cancellava a mezzodia a casa, no? E dal posto che era deputato prima dei Marchesi e mi portava via me e voleva demorare me perché i contadini qui vedevano un operaio, che vedevano un ferroviario e si rincuora e vuol dire che sta faccia di Matteo funziona a caso, no? L'alleanza contadini. Ma mi spiega adesso prete, cosa avevo detto in chiesa? Come tutte le messe, e va alla prima messa, no? La messa qui alle 5 e io poi fa la predica, che sapeva tutto, mi ero sotto controllo della canonica. Perfino uno del nostro paese è andato in Russia, dice no. E era nel 57. Almeno non tornasse più, così impara. Mia madre che doveva venire a casa, non ha detto niente a nessuno,
ma mio fratello si era accorto che piangeva e non è più là a messa prima. Io quando avevo visto che non andava più a messa prima, ho detto, perché non ti viene più messa prima? Perché meno ho dei preti che sono cattivi come io. Se ha sentito di cattivo, sta talmente male. Cattivo a me, se non si fa che roba. Speriamo che non venga più a casa a mio figlio. E ti andrà in qualche altra parte, sì, voglio che voglio me. E andava a messa, andava a San Francesco. E ora, e gli dice, dica a tuo figlio, ho detto, a me pare, dopo che sono andato in Russia, no? Che venga a trovarmi, che voglio sapere, mi manco per casa, no? Solo che una sera, dopo 6-7 mesi, sono andato davanti qua, c'è mai il bar, e sono noi che andavamo a vedere la televisione, al bar che non era ancora... La televisione per tutti? Non era per tutti, se no era. E ho portato le sigarette, era appena scuro, e sento uno che mi chiama, di qua della strada, sponciao. Ti ha detto presente chi era? No, non conosco. Non te ne parla mai nessuno? No, perché Don Poianca, come ripeto, era una roba abbastanza anche a Sant'Angelo dice, ma Don Poianca il prete. Sì, che erano questi preti che avevano un certo autoritarismo, diciamo. Comunque, io mi conto di questa. Questo qua era un personaggio, un capo bastone, di sì, che ha sistemato più gente che sto qua, dentro in comune, all'ospedale, tutte le Madonne, che ha sistemato più gente sto qua che l'ufficio di governamento del Treviso. Come non poteva fare niente, non poteva anche ricattarmi, per caso ero protetto dalla ferrovia, ma se no mi varia tagliare le gambe, se poteva.